Mister, l'altra vittoria, la sesta, possiamo dire che ha anche sfatato forse uno dei pochi tabù che erano rimasti, perché ha battuto la Virtus Entella Sì. e non c'era mai riuscito. Questo sì, mi sembra che ho fatto 3 sconfitte con loro. Partita difficile come mi aspettavo contro una squadra che è messa bene in campo, che ti fa giocare poco, che poi il primo tempo chiudevano tutti gli spazi. Secondo tempo sinceramente abbiamo un po' smesso di giocare, questo lo dobbiamo dire, perché forse è la prima volta, non so se è stato demerito nostro o gli avversari che hanno cambiato anche modulo partita in corsa, però c'è stato un punto del secondo tempo dove abbiamo più pensato a portare in porto il risultato che non a proporre quello che di solito facciamo. Poi abbiamo preso il gol e poi c'è stata insomma anche la reazione immediata, il pizzico di fortuna che poi ti consentono di vincere queste partite sporche, ma è segnale anche quello, riuscire a vincere queste partite è un segnale importante anche per noi. Ecco, sottolineo questo perché forse il segnale più bello della vittoria 2-1 di oggi è proprio quello, cioè la maturità di questa squadra. Un'altra squadra magari avrebbe pagato molto di più sulle gambe il colpo del pareggio, invece la squadra subito, nonostante un secondo tempo giocato oggettivamente sì, ma io l'avevo detto anche prima della partita, questa era anche, non dico una prova perché ormai questi ragazzi non devono dimostrare niente, ma era uno step anche per come si doveva gestire la partita, perché ci aspettavamo una squadra insomma che stava lì, ci aspettava, e quindi dovevamo essere bravi a mantenere calma, avere qualità anche nel possesso, e quindi come dici tu insomma anche questo è un segnale importante, perché anche se non siamo stati bellissimi, però la squadra alla fine ha avuto la forza anche di reagire, di fare il secondo gol e di vincere queste partite. Mister, chiacchierando con i suoi giocatori, molti sono messi come obiettivo gli 80 punti, la cifra tonda per questo campionato. Lei si è mai messo degli obiettivi per i punti? No, sinceramente no. Partita dopo partita dobbiamo ragionare sotto quel punto di vista, fare più punti possibili e andare avanti, poi vediamo quello che ci aspetta e quello che succederà da qui alla fine del campionato. Ecco, ultima per me, siete tornati più che a correre a volare, perché 6 vittorie di fila sono davvero tante. Domanda che i tifosi si fanno un po' sottovoce al Manisan: è ancora possibile aprire questo campionato per il primo posto? Secondo me non dipende da noi, non dipende da noi nel senso che sinceramente il campionato lo può perdere solo il Cesena, quello che penso. Però noi dobbiamo, insomma, come dire, non avere rimpianti, no? Dare il massimo, non avere rimpianti, non pensare nel caso in cui, quindi ragionare partita dopo partita e vediamo. Mister, Francesco Rocco ancora in gol con una doppietta, ha fatto 4 gol in 8 giorni, sicuramente un momento d'oro per lui. Sì, sta bene Francesco, insomma, continua a crescere perché continua a lavorare sempre al massimo, ha sempre voglia, non si ferma mai, e questo insomma, sta facendo un campionato straordinario, lui come tutti gli altri, quindi sono contento per lui. E, insomma, all'inizio stagione eravamo prefissati l'obiettivo dei 10 gol, quindi penso che può ancora migliorare, l'ha già migliorato perché mi sembra che sono 12, sì. Però da qui alla fine penso ne farà qualcun altro. Mister, senza niente togliere agli altri reparti, la Torres ha comunque fatto bene per lunghi tratti del primo tempo. Le fasce in particolare hanno prodotto molto con Zabataro, Zecca, Liviero, anche il gol con quel cambio, il cambio di Zabataro, l'assist di Zecca, la chiusura di Rocco. Un aspetto importante sicuramente. Sì, un aspetto importante perché per come giochiamo insomma gli esterni sono fondamentali, quindi oggi volevo dare fiducia a Liviero perché se la meritava e gestire anche un po' Zecca perché insomma veniamo da 3 partite consecutive e c'era bisogno anche di gestire lui, quindi abbiamo 3 giocatori, anche Masala può fare il quinto, quando lo fa bene, quindi abbiamo giocatori lì che ci permettono di dare forza, corsa, perché lì c'è bisogno di tanta corsa e se per noi sono fondamentali. Francesco Ruocco, ci stai prendendo l'abitudine, altra doppietta pesantissima, 3 punti importanti per mantenere il secondo posto, forse per sognare anche più in grande, ma soprattutto per te a livello personale continua ad aumentare lo score stagionale di gol. Sì, a livello personale sono molto contento perché comunque dopo la SPAL, che anche lì è stata una partita molto difficile, ho avuto un paio di occasioni e non sono riuscito a far gol, però
ripeto, soprattutto ultimamente mi sto concentrando di più a giocare per la squadra, e non che non lo facessi prima, adesso lo sto facendo molto di più e se arriva il gol bene, altrimenti fa niente, l'importante è portare a casa i 3 punti e oggi l'abbiamo fatto alla grande. Chiedo come stai mentalmente e atleticamente, perché prima di queste ultime settimane dove stai rendendo al meglio hai attraversato una fase in cui sei tornato anche a giocare meno, stavi in panchina, quando hai giocato magari non riuscivi a trovare le tue giocate, ora come stai? No, io ora sto bene, ho avuto un momento, l'ho detto, un paio di mesi dove proprio facevo fatica e adesso sto facendo le stesse cose che facevo prima, non ho cambiato nulla, mi sto allenando e niente, adesso sto bene sia mentalmente che fisicamente. L'abbiamo chiesto anche a Greco, lo chiediamo anche a te, perché sei uno che magari ci crede anche un pochino di più rispetto al mister, lo si sbilancia un pochino di più. Tu pensi che si possa ancora riaprire questo campionato? Vediamo, bisogna vedere lì su se qualcuno riesce a fare uno sgambetto al Cesena, però comunque ripeto di nuovo ci concentriamo su noi stessi e comunque sì, mancano 7 partite, non sono tantissime, andiamo avanti così. Andrea, i portieri raramente entrano nel tabellino a fine partita, però oggi la prima pagina è sicuramente sua. Grande parata nel primo tempo e rigore neutralizzato nel secondo. Sì, è stata una bella giornata, in primis perché siamo riusciti a portare a casa i 3 punti, che penso che in questo momento sia la cosa più importante, e poi perché comunque questi 3 punti sono stati conditi da una prestazione innanzitutto di squadra positiva e poi anche personale, perché comunque, come hai detto tu, c'è stata la parata del primo tempo e il rigore parato contro il mio ex compagno Santini, e quindi la soddisfazione è doppia. Raccontacelo un po' rigore, perché conosci come ti da Santini. Sono stati un minuto e mezzo di un po' anche di cacciare. Sì, anch'io sono andato lì un po' a rovinare, a cercare di... conoscevo appunto la bravura nei rigori di Claudio dall'anno scorso, e quindi ci siamo più volte sfidati in allenamenti, rifinitura l'anno scorso. Quest'anno diciamo che ho provato ad aspettarlo fino all'ultimo, cercare di ricordare il meglio possibile i suoi movimenti prima dell'impatto con il pallone, e fortunatamente sono riuscito a leggerli bene e a pararlo. Ecco, sul gol, hai preso un gol comunque difficile, perché Peter Sì. non ti ha anche rimbalzato. Hai pensato che potevate comunque tornare davanti, perché subito avete dimostrato di avere un altro carattere dopo aver preso il palo? Sì, abbiamo preso un gol che sarebbe potuto essere un po' una doccia fredda, invece, come hai detto bene, noi abbiamo avuto subito l'indole di andare ad attaccare e cercare di vincere, perché sappiamo che i punti in questo momento sono fondamentali. Peter mi ha fatto un bel gol, l'ha angolata bene, poi avevo un sacco di persone davanti, quindi è stata un po' dura, c'ero quasi arrivato sinceramente, però purtroppo ha fatto gol. Però devo fare comunque i complimenti a Francia e tutta la squadra, perché magari un'altra squadra si sarebbe potuta un po' abbattere, demoralizzare o comunque giocare per il pareggio, visto che mancavano pochi minuti. Invece noi siamo stati bravi, siamo stati arrembanti, e alla fine penso che comunque la fortuna debba essere creata, e quindi noi siamo stati fortunati e bravi anche a crearci la fortuna, ecco. Ecco, bravi e fortunati, 6 vittorie di fila. Secondo te qual è la caratteristica principale di quest'ultimo mese fondamentalmente di gare, dove avete dato un po' di più? Cioè, è vero che state giocando bene, è vero che ogni tanto l'episodio vi gira bene, però la qualità principale di questa Torres che dovete tenervi fino alla fine? Ma io ti dico, la qualità penso che sia quella stessa che abbiamo avuto all'inizio, perché comunque nonostante il periodo negativo che abbiamo avuto, negativo in termini di risultati, comunque penso che la nostra bravura sia stata quella di non scomporci, di supportarci comunque quotidianamente, di cercare di infonderci fiducia, essere bravi anche certe volte magari a fare un passo indietro e dire magari questa cosa non funziona bene, proviamone un'altra. E poi i ragazzi comunque in questo momento sono entrati, hanno sempre fatto la differenza, quindi penso che l'ingrediente principale sia il gruppo, e non può non essere una squadra vincente. Primo tempo equilibrato, secondo tempo sicuramente meglio noi. È una partita simile a tante altre che abbiamo fatto quest'anno. Sicuramente non siamo riusciti a essere aggressivi come volevamo dall'inizio, anche se poi il campo così e la giornata così portavano insomma a dover prendere un po' le distanze e le misure durante la partita. Però le squadre nel primo tempo sono annullate un po' a vicenda, non c'è stato un dominio di nessuno, è stato un gol che adesso devo ancora rivedere, sicuramente su uno sviluppo, uno dei pochissimi mini sviluppi locali del primo tempo. La Lucchese è stata brava a
a trovare l'uomo libero in area, ha calciato, però la partita si riassume solo in questo, perché penso che comunque la mia squadra abbia fatto una partita di grande tigna, di grande resistenza, si è calata penso nel modo giusto, nel tipo di partita che richiedeva la giornata, non è stata da meno della Lucchese se non il risultato. Mi dispiace perché non mi piace parlare mai di episodi arbitrali, però purtroppo in una partita così equilibrata secondo me l'episodio del rigore ha inciso, cioè ha inciso sul risultato, perché poi alla fine la partita quella è, cioè non cambia, però è una partita dove arrivare in area così difficile e dove comunque cadono tanti palloni sporchi. C'è state un paio di letture insomma, che non mi sono piaciute del direttore, dico la verità, anche l'eventuale doppio giallo sul fallo di mano, insomma sono situazioni che noi siamo in fondo e che dobbiamo subire, perché capitano purtroppo spesso e quando il risultato non viene poi si amplificano, però in una partita così equilibrata è stato un episodio che mi ha dato più fastidio di quello che di altre partite. Detto ciò non mi piace polemizzare, noi abbiamo i nostri problemi e come ha detto lei, se facciamo fatica a segnare è evidente, siamo in area, siamo su palle sporche, arriviamo spesso, le seconde palle le abbiamo prese praticamente tutte. Abbiamo fatto anche una partita avvolgente nel secondo tempo, però poi quando poi la palla cade lì facciamo fatica, poi il calcio è molto semplice, le sporche anche in mischia dove eravamo tutti lì purtroppo in queste stagioni qua sembra proprio che alle volte non ti giri mai a chiunque capiti la situazione. Io dico che noi ma sicuramente, perché poi alla fine è una situazione legata alle singole giocate, ai singoli episodi degli ultimi minuti e siamo stati sempre a ridosso dell'area e gli basta poco insomma, per trovare gol. Noi dobbiamo capire tutti, l'ambiente, la squadra, che non dobbiamo mai dare la sensazione come mercoledì di fare una partita subita mentalmente, dove non si è riusciti mai a reagire, dove obiettivamente la squadra ha dato un senso di arrendevolezza che poi in realtà non ha, perché è una squadra che lavora forte, è una squadra che fa di tutto per non accettare nessun tipo di verdetto di campo che non sia quello che porta punti. Però se la classifica è questa e siamo a questo momento della stagione è evidente che oggi dietro abbiamo fatto una partita quella che richiedeva, ripeto, la gara, perché era una partita tanto di duelli e tanto di gioco aereo, però penso che i nostri tre difensori hanno fatto una partita importante, ma noi abbiamo concesso niente, cioè nel senso se guardiamo le parate del nostro portiere, se non 2 uscite su calcio d'angolo, due respinte di pugno su palle buttate là, non ha fatto nessuna parata, insomma, e questo fa capire la gara. Non è che dico che se alla Lucchese è bastato così poco per vincere, complimenti, cosa devo dire. Diventa una partita decisiva, speravamo di arrivarci con qualche punto in più, perché poi sarebbe stato decisivo uguale, nel senso che non è che, però sono discorsi che si rincorrono un po', ne stiamo facendo da un po' di tempo. Ripartiamo dallo spirito e dalla compattezza di oggi, come abbiamo fatto poi, perché questa squadra adesso poi è difficile ricordarsi le cose quando poi si perdono le partite, però questa squadra ha tolto mercoledì con la Juve che l'ho detto, ci sono passati sopra, di fatto non è scesa in campo, ha sempre lottato e ha fatto partite anche quasi alla pari o alla pari con squadre molto più attrezzate, penso alla partita con l'Entella, il Gubbio, quindi quella con la Recanatese deve essere una partita così, in continuità con queste, e io sono fiducioso che comunque ancora riusciamo a sbloccarci noi in qualche partita, riusciamo a fare gol noi, perché inseguire sempre l'avversario non è il modo migliore per giocare una gara, né dal punto di vista mentale né dal punto di vista poi della lucidità e della qualità delle giocate che si fanno trovare davanti. Quindi, però noi non avevamo l'obiettivo di non partire forte oggi, noi avevamo l'obiettivo di partire forte, purtroppo non ci siamo riusciti perché secondo me l'altezza della nostra pressione troppo spesso si è abbassata nel primo tempo, anche se poi uscivano dei lanci, non è che usciva chissà che tipo di giocata da parte della Lucchese, però avevamo preparato per cercare di andare ancora di più a disturbare la prima palla e l'abbiamo fatto meglio nel secondo che nel primo tempo, o comunque non in tutto il primo tempo come speravamo. Però ripeto, non è che poi il risultato è dipeso da questa cosa, è una partita che poi nel finale diventa solo seconda palla e mischia in area,
e ho pensato di mettere due ragazzi freschi che comunque ci hanno dato anche nelle ultime partite quando entrano, però è evidente che diventa un cambio fatto per cercare il colpo in area da parte di un ragazzo fresco, però Daniele oggi ha dato tutto, Bianchimano si è speso, cioè, sono quei cambi nel finale di partita su un gruppo come il nostro che lavora forte. È giusto che anche i ragazzi giovani abbiano la possibilità di farsi trovare pronti e di far vedere quello che sanno fare. Ma no, è uscito malconcio, ma è un campo che lo sapevamo, lo avrebbe un po' provato, insomma, ecco, dopo io sapevo che magari nel primo tempo poteva essere un po' meglio il fondo e quindi magari abbiamo cercato di giocarci qualche mezzo colpo tecnico in più, ma compatibilmente poi con la partita che è uscita. Non ho voluto aspettare la fine del primo tempo e mi sono giocato magari uno slot di cambi, ma era troppo, cioè era un problema finire il tempo con lui dentro perché mancavano ancora 4 minuti e prendere il secondo sarebbe stato abbastanza deleterio, anche perché secondo me la Lucchese il secondo poteva farlo solo in quel momento lì, perché poi obiettivamente guardando la partita era una partita che come inerzia, come volume, come sviluppo avevi ripreso bene, però non l'hai ripresa con il gol. Abbiamo fatto una buona partenza, poi abbiamo preso un gol su un errore di lettura, su una palla che ha schizzato e là ci siamo persi un attimo. Mi dispiace molto per la gestione della partita, dico la verità, comunque su un campo così finire la partita con più ammoniti oggi che in tutto il giorno di ritorno mi sembra un eccesso, però ci sta. Evidentemente il metodo arbitrale era quello.
come esperienza. Non ho neanche visto i risultati, ma per noi in questo momento la priorità non sono i playoff, ma è la valorizzazione dei giovani, quindi anche nella formazione iniziale si è visto che è quello l'obiettivo che stiamo perseguendo. Per noi rimangono queste 8 partite da giocare e cercheremo di fare il meglio possibile. Né dannati né salvi, il Latte Dolce naviga come in un limbo dantesco a ridosso della zona play-out, vivendo una sorta di calma apparente. Gli uomini di Mauro Giorico quest'oggi provano a dare una spallata alla zona bassa di classifica per allontanarsi dalle sabbie mobili di contro una romana che vuole continuare a stupire in questo campionato con il Gladio sguainato. La compagine di mister D'Antoni si trova attualmente nei piani alti del treno che porta ai play-off promozione. Amici di Directa Sport, buon pomeriggio. Ci troviamo a Sassari, campo di Latte Dolce. 5 partite, 5 vittorie, 0 sconfitte, 0 pareggi per il mister nel confronto con il mister Mauro Giorico che... Attenzione, intanto c'è un tiro improvviso dall'interno della di rigore, occasione ghiottissima al minuto 3 del primo tempo per la romana. Tutto il Latte Dolce all'interno della propria di rigore a difesa della porta. Fischia in questo momento il direttore di gare, parte il tiro sul primo palo, ci mette la testa Grassi, da rispettare prima della battuta di questo calcio di punizione. Barriera piuttosto vicina al punto di battuta, ci prova lo stesso Cabeccia in porta, preciso ma non troppo forte il tentativo del capitano. Va ancora da Piga, lob a servire Olivera, pallone che non esce. Ora Fayet lo recupera, può mettere in mezzo, lo fa, pericoloso il cross, poi Saba pensa per un attimo alla conclusione, lo fa, la effettua in questo momento. Impegnate in questo turno, attenzione al pallone intelligente per Spinosa che invece di tirare tenta il sito per Romagnoli, mette il pallone in mezzo, Fayet sulla linea. Ora Piasci deve cercare di mettere giù il pallone, non ci riesce, pallone che è ancora in aria, lo fa adesso Latte Dolce con Giovanni Piga, scaglia il destro da lontanissimo, ci ha provato con coraggio. Attenzione a Piga e Piasci fuori dall'area, arriva poi il colpo di testa di Fayet. Possesso della romana, arriva in questo momento il fischio del direttore di gara. Come detto, primo tempo chiuso sullo 0-0. Occasione ghiottissima nelle prime fasi della romana. Attenzione intanto al pallone sulla sinistra, c'è subito il gol. Il gol di Succi, doccia gelida per il Latte Dolce che si è fatto sorprendere sulla corsia di destra, corsia che come detto anche nel primo tempo stava portando più di un pericolo. Frascatti che poi appunto diventa Romana Football Club. Attenzione a Grassi, tocco intelligente per Piasci, ci pensa un po' troppo, perde un tempo di gioco forse il brasiliano, va però a conquistare il primo calcio d'angolo di questo secondo tempo. Ora Spinosa deve liberarsi della sfera mentre sale l'attacco del Latte Dolce, il pressing alto con Caio, Piasci che spreca tutto. Chiedevano il calcio di rigore gli uomini di mister Mauro Giorico, ma occasionissima direi per il Latte Dolce, mentre si contorce ancora a terra Caio Piasci al momento della conclusione, parecchio lontano dai pali difesi da Werther Carboni. Ora ha spazio per avanzare Muscas, subito in ripiegamento tutta la difesa della romana, pallone che arriva a Grassi, sul sinistro Grassi e la rete del Latte Dolce che agguanta il risultato di parità al quarto d'ora del secondo tempo, con Grassi che trafigge
Antolino con un sinistro chirurgico all'angolino, troppo lungo però il cross del numero 10, non riesce ad uscire dalla pennella Teodolce, poi il tiro improvviso appena fuori l'area di rigore di Olivera col sinistro, tutto rintanato all'indietro il Latte Dolce. Spinosa profondo sul secondo palo dove arriva indisturbato Carbone, dimenticato da tutta la retroguardia del Latte Dolce. Può ancora una volta ripartire in contropiede la Romana, pallone sulla sinistra per Ruggeri, si muovono Armini e Cali, Armini che si gira e calcia col destro, fischietto in bocca e arriva il triplice fischio del direttore di gara, finisce 1-1 tra Latte Dolce e Romana. Al termine di Latte Dolce e Romana in compagnia di Mister Giorico, mister, la prima domanda è la stessa che abbiamo fatto a Grassi: c'è più soddisfazione per un punto ottenuto contro un'avversaria di alta classifica o un pizzico di recriminazione per come si era messa la superiorità numerica e un paio di ripartenze sulle quali forse si poteva fare meglio? No, sicuramente rimane il rammarico di non aver saputo cogliere una vittoria che ci avrebbe dato una spinta soprattutto morale per questo finale di campionato. È vero che siamo andati in svantaggio alla prima situazione di gioco nel secondo tempo su un nostro errore. Un errore che è inconcepibile perché abbiamo finito stavamo rientrando in campo per il secondo tempo, abbiamo detto al giocatore di fascia sulla destra non uscire, ci stanno creando problemi da quella parte, per cui si doveva presidiare più la zona e non uscire sull'uomo con 10 metri di ritardo. Lì ci hanno bucato e ci hanno fatto gol. Poi è chiaro che una squadra terza in classifica, che è una buona squadra, va in svantaggio, si complica sicuramente la gara. Abbiamo recriminato per un rigore non dato, però io rimprovero il mio giocatore che in quella situazione bisogna essere più rapidi e tirare in porta e fare gol, perché di fronte alla porta da solo bisogna essere più lucidi, non farsi recuperare. È vero che ci sta il rigore perché lo ha toccato, rigore ed espulsione perché chiaramente occasione da un ultimo gol, ma poi occasione da gol, però l'arbitro poi sorvola e non prende niente. Invece dobbiamo essere più cinici e più cattivi nel far gol nelle situazioni che ci capita. Ci sono capitate poi diverse occasioni nella seconda parte della gara che non abbiamo sfruttato bene, perché ricordo un'azione con Marcangeli che salta l'uomo, arriva sul fondo, ci sono due giocatori dentro l'area, invece si tergiversa e non si mette, eccolo, sta passando, ma gli hanno già detto. Lì si mette la palla in mezzo, o fa gol il compagno oppure cerchi l'autorete, però sono situazioni che devi cercare di capitalizzare se vuoi veramente uscire da una situazione che ci vede sempre in bilico nella zona play out, per cui c'è più rammarico che non il bicchiere mezzo pieno avendo recuperato il punteggio. La classifica rimane comunque positiva, chiaro che la strada è ancora lunga, ma le chiedo se siete in linea con quelli che erano i programmi e le idee su quello che sarebbe potuto essere ed è il campionato del Sassari Latte Dolce. Questo sicuro, è chiaro che nessuno poteva aspettarsi un Latte Dolce oltre 40 punti quando ti mancano ancora tante giornate alla fine di questo campionato. Sapevamo che dovevamo soffrire per cercare di portare in porto appunto questa salvezza, ci stiamo tentando, però ogni tanto bisogna dare un qualche cosetta in più per cercare appunto di vincere. Ora vediamo la prossima contro l'Ischia, ma intanto dobbiamo cercare di vincere. La formazione che ho messo in campo oggi era più votata all'attacco, sicuramente perché in queste partite devi cercare di fare punteggio pieno.
proveremo con l'Ischia, però ripeto c'è il rammarico di non essere riusciti oggi con delle ripartenze più precise a portare a casa il punteggio pieno. L'ultima per quello che mi riguarda, ha citato lei la gara con l'Ischia, io vado un passo avanti, dopo c'è l'Atletico Uri, sono 2 gare che possono dire molto su quello che è il finale, che sarà il finale di campionato del Sassari Latte Dolce. Se andiamo a vedere tutto allora ne metterei 3, perché abbiamo anche il Gladiator in casa poi, quindi è chiaro che la partita con l'Uri è uno scontro diretto, dove giochiamo fuori casa, ma se ricordiamo come andò a finire nel girone d'andata, ci fu quel gol con la mano, per cui ci prepareremo anche per cercare di fare un gol anche noi con la mano contro l'Uri. No, a parte gli scherzi, una partita per volta. Adesso è fondamentale quella contro l'Ischia, che vogliamo cercare sicuramente di portare a casa i 3 punti. Poi le altre partite, ci sarà Uri, ci sarà Gladiator, ci saranno le altre trasferte, però è chiaro che si è in linea per quello che è l'obiettivo, ma ripeto ci vuole qualche cosettina in più per cercare di non soffrire troppo nelle partite finali di questo campionato. Grazie. Sì. Ultima domanda se posso, facile parlare col senno di poi, insomma, avrebbe rifatto la stessa scelta tattica di schierare un giocatore, diciamo, con caratteristiche più offensive come Fayet da esterno basso, oppure sceglierebbe lo stesso 11, insomma, che abbiamo visto? No, inizialmente avrei scelto e ho scelto quella che ti dava l'opportunità di poter spingere con un esterno d'attacco adattato a fare il terzino. Ma il problema sono i fuori quota. Il problema è quello, perché è chiaro che dal punto di vista tattico Pireddu sicuramente ci dà qualcosa in più, molto in più in fase difensiva, perché è un terzino e spinge pure, però quando tu poi vuoi cercare di vincere le partite devi cercare di mettere un altro adulto sotto porta e togliere chiaramente uno come Pireddu, che mi dispiace tantissimo lasciarlo fuori per quello che sta dando in quest'ultimo periodo, e adeguare uno che è un fuori quota. Poi Fayet oggi non era sicuramente nella giornata migliore, dopo che ha fatto quell'errore rimarcato appunto dalle cose che gli abbiamo detto alla fine del primo tempo, ho preferito mettere Canu e ho spostato Aru dall'altra parte. Da lì poi esatto, per cui col senno del poi è chiaro che se sapessi che uno non dà quello che potrebbe dare non lo metterei in campo, però l'intenzione era appunto quella di cercare di avere un giocatore adulto sotto porta in più, la scelta è caduta su Saba e Caio assieme, e mettere un giocatore, un under terzino destro al posto di Pireddu. Grazie. A voi. Grazie. Seconda partita in questa settimana, seconda sconfitta, però quello di oggi per l'atteggiamento messo in campo, per come avete giocato, è sicuramente un passo in avanti grande che fate dal punto di vista della prestazione. Sì, ma già come ti ho detto nell'intervista precedente sapevo il valore della nostra squadra, io non ho nessun dubbio su questo. La squadra è venuta fuori, era una partita bella tosta, maschia, comunque con una squadra importante, e siamo venuti fuori. Qua si è visto tutto l'attaccamento alla maglia, la voglia di ribaltare la situazione. Siamo stati sfavoriti da 2 episodi perché loro hanno segnato su 2 ripartenze fondamentalmente, sono stati bravi loro a segnare, ma poi per il resto non penso di poterci recriminare nulla. L'atteggiamento messo in campo era forse quello dei migliori che non abbiamo messo in tutta la stagione probabilmente, però non c'è andata. Ecco, parlando della partita, del risultato, alla fine guardando la gara, quello che vi lascia più rammarico arriva dal fatto di non aver avuto magari alcuni episodi favorevoli durante la gara, oppure più che altro per essere arrivati a un soffio con l'occasione finale di Attili?
Sì, diciamo che se oggi c'è stata una squadra che poteva meritare la vittoria, per il mio punto di vista era la nostra, perché siamo quelli che hanno messo più in difficoltà l'altra squadra, quindi ripeto, non c'è molto da recriminare, l'atteggiamento è quello giusto e sicuramente così ci toglieremo delle soddisfazioni. Ci sono ancora 8 partite da giocare, nessuno ha tirato i remi in barca, nessuno abbassa la testa, qua siamo abituati perché come realtà sappiamo che le situazioni saranno sempre difficili, ma il bello di questo ambiente è proprio che non si tirerà mai giù e si è sempre pronti a fare un passo avanti per rialzarsi. Ecco, allora una domanda un po' antipatica, scusami. Il simbolo della partita di oggi forse è il momento in cui il mister è stato espulso, era fortemente provato dal nervosismo, non tanto per quanto è avvenuto in campo, però più che altro perché a volte sembrate sempre nell'occhio del ciclone, sotto alcuni punti di vista. Ecco, può essere questo? Sì, ma personalmente posso dire che per me è stata una decisione esagerata, anche perché il mister è arrivato a parlare con l'arbitro in tutta tranquillità, recriminando un rigore che, se guardiamo le immagini, c'è, e semplicemente gli ha ribadito al direttore di gara che ci fosse quel rigore. Evidentemente il direttore, preso dal momento, dalla situazione precedente e quant'altro, ha deciso di dare un'espulsione, ma questo fa capire proprio qual è l'attaccamento, cos'è l'Atletico Uri, perché vedere in lacrime una persona, in primis una persona di 50 anni che tiene così tanto alla sua squadra, poi un allenatore di quel calibro scendere in lacrime perché le cose non stanno andando bene, non è facile da digerire, quindi bisogna farsi delle domande, però noi ci mettiamo al nostro, io sono sicuro, sono positivo, sono sicuro che le cose si risolveranno. Mister, quella di oggi è stata una partita difficile da giocare perché l'Uri non ha mai mollato fino alla fine, ha sempre combattuto, però grazie a un Abreu super siete riusciti a portare a casa 3 punti importanti per la corsa playoff. Ma assolutamente sapevamo che partita ci aspettava oggi. Siamo stati bravi il primo tempo ad uscire da quella pressione, forse potevamo sfruttare meglio qualche situazione che avevamo creato, la scelta la possiamo ancora migliorare perché poi quando superi una pressione così forte ti ritrovi campo davanti e bisogna migliorare assolutamente la scelta perché abbiamo avuto delle occasioni importanti. Siamo andati sul doppio vantaggio, è normale che poi ci aspettavamo una reazione dell'Uri che comunque è una squadra che non ha mollato, non molla mai e comunque siamo stati bravi anche a soffrire, è quello che ho detto a fine partita, che questi sono campionati che bisogna prima saper soffrire e poi giocare bene a calcio. I ragazzi stanno facendo tutte e due le cose in maniera importante e sono orgoglioso veramente. Ecco, dovendo definire questi 3 punti conquistati oggi, come li definirebbe? Che sensazioni le lasciano al termine dei 90 minuti? Molto soddisfatto, molto contento. Innanzitutto abbiamo pareggiato la classifica dell'anno scorso, abbiamo chiuso a 47 punti, adesso 47 punti li abbiamo fatti a 8 partite dalla fine. Però i ragazzi non si devono accontentare, devono spingere, devono fare quello che hanno fatto anche oggi, tutte le partite da qua alla fine, perché meritano qualcosa in più, per quello che fanno, per quello che costruiscono, per come lottano, per come giocano, meritano qualcosa in più e quindi non bisogna mollare fino all'ultimo centimetro dell'ultima partita. Poi comunque il campionato già penso che stiamo facendo meglio dell'anno scorso, che era quello l'obiettivo principale, però non ci dobbiamo accontentare, dobbiamo giocare tutte le partite come abbiamo fatto oggi. Niente, sono contento, mi dispiace un po' per i ragazzi che hanno sofferto gli ultimi 10 minuti, però ci sta su un campo del genere, ci sta e sono contento anche di aver sofferto e che i ragazzi hanno saputo soffrire. Mister, invece guardando al futuro ha detto adesso abbiamo fatto lo step in più rispetto allo scorso anno, invece parlando in vista di queste ultime 8 partite che mancano e anche con un'ottica ai playoff, qual è lo step di crescita in più da fare per il suo Cassino? Io parlo quasi tutti i giorni con i ragazzi e stiamo lavorando soprattutto per far diventare questi giocatori importanti, ma giocatori importanti lo sono a livello di qualità e forse bisogna crescere sotto l'aspetto mentale. Le vittorie arrivano, però bisogna essere bravi a eliminarle quasi subito per
per affrontare poi meglio la partita successiva. Quello è il lavoro che stiamo facendo soprattutto a livello mentale per cercare di migliorare soprattutto i giocatori e di conseguenza poi migliora quello che è il risultato, migliora la società, migliora la gente che ci segue, è tutta comunque una conseguenza. Però il primo lavoro importante è farlo sulla testa dei ragazzi e credo che la disponibilità che hanno è veramente bella, importante e sono felice di allenare questo gruppo. Adesso può attaccare l'Ostia Mare, c'è anche Bruggi che attacca l'area di rigore, proprio Bruggi sulla respinta da parte di Marano, tocca il pallone con la testa, non riesce a indirizzarlo verso la porta, primo squillo però da parte dei padroni di casa. Che allarga però Pozzi, accelera subito il 27 con il primo gol in Serie D per Damiano Bruggi, l'Ostia Mare l'ha sbloccata al minuto 2 del primo tempo. Spazi troppo chiusi. Adesso Spano sul settore di destra, vuole puntare, c'è modo dentro l'area di rigore, Spano si sposta il pallone sul mancino, va in porta, Morlupo in due tempi. Bruggi di prima però Pozzi che adesso ha tanto campo sul settore di destra, Pozzi subito dall'altra parte per Simonelli che non riesce a impattare bene il pallone, ma quando riparte in contropiede fa tanta paura l'Ostia Mare. Per ora il 27 che la mette dentro, Bruggi anticipato, poi Cardi, sulla linea si salva il Budoni, poi cade dentro l'area di rigore, Barlafante agganciato ed è calcio di rigore però l'Ostia Mare. Icardi! Simone Cardi si riprende tutto dopo il rigore sbagliato contro la Cavesa l'ultima giornata, questa volta non fallisce. Pasqualoni buono. Fischia nel frattempo Giordani, prende la rincorsa Pasqualoni, come ci è arrivato Marano, punizione pazzesca di Pasqualoni, ma è volato Michele Marano. Rosso in mezzo da parte di Ortensi, però il colpo di testa di Demoleon molto vicino ad accorciare le distanze adesso il Budoni. Scusate, Faris è dentro l'area di rigore a prendere posizione, la palla filtra con Morlupo che si stende bene, arriva prima lui di Imo sul secondo palo. C'è stato il secondo giallo a Marco Faris che deve abbandonare il campo, dunque rimane in 10 il Budoni. Buono, stoppa il pallone, a destra Pasqualoni, si fa vedere tra le linee Pozzi che sposta il pallone e poi va verso la porta, non la centra, però altro squillo da parte dell'Ostia Mare. Allarga però Pasqualoni, attacca lo spazio invece Pozzi, si era ovvito da Pasqualoni, Pozzi, palla arretrata però Barlafante che trova il muro del Budoni, trova Icardi, Bruggi accompagna, sulla sinistra arriva velocissimo Simonelli, la palla è perfetta per il 20, Simonelli punta all'aria, poi con il destro a giro parato da Marano, ma non è finita, adesso sì perché Barlafante era in posizione di fuorigioco, colpisce però è ancora Ostia Mare trattenuta che non viene convalidata, ma viene convalidato il gol del 3-0, però l'Ostia Mare segna Tinti, segna l'Ostia Mare. Icardi attacca lo spazio Lazzari, lo prende bene, poi va lo cross per Sardo che calcia al volo, palla che termina sopra la traversa. E adesso Sardo però Casazza 4-0 Ostia Mare, altra giocata bellissima Sardo, però Casazza chiude sì la partita. 1-2 che si chiude, Casazza prova però Bernardini, poi Sardo, Bernardini, manita dell'Ostia Mare, da bacia alla tribuna Bernardini, 5-0 per i padroni di casa.
Rialza subito la testa alla squadra di Campagna dopo la sconfitta contro la Cavese. Sono 6 le vittorie consecutive in casa per l'Ostia Mare.